Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti allo spazio Regione Veneto, Veneto Film Commission. Sono Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission. È con piacere che oggi ospitiamo un panel completamente veneto con un progetto veneto. Allora, io sono stato eletto direttore della Fondazione Veneto Film Commission a febbraio e penso fosse aprile, in pieno lockdown, organizzai uno Zoom con i produttori della regione. C'erano una quarantina di persone collegate su 2 giorni e mi ricordo che a un certo punto, sinceramente non ricordo chi, però me lo direi tu, qualcuno propose, fece un intervento dicendo ma per una volta che ci parliamo tutti, perché non facciamo un progetto insieme su una storia che racconti il territorio, cioè un'infinità di storie che possono raccontare il Veneto, mettiamoci insieme. Poi insomma la cosa fu accolta e non accolta. Qualche tempo dopo tornò Marco, mi contattò Marco Pollini di Aora, dicendomi che si erano in effetti messe insieme 4 case di produzione per sviluppare un progetto di serialità su tema storico veneto, gli Scaligeri. E mi ha chiesto un punto, siamo rimasti un po' in contatto, è venuto a parlarmi come si poteva vedere la luce questo progetto. C'è un bando di sostegno alla produzione della Regione Veneto che però era già ampiamente chiuso quando il progetto è iniziato a essere sviluppato, però chiaramente sarebbe in qualche modo, presumo sarebbe stata la vocazione presentarlo per questo progetto, presentarlo alla domanda di contributo alla Regione. E in ogni caso la cosa importante secondo me è che intanto che questi produttori si parlino e che lavorino insieme e che possa nascere un progetto che veda la luce, sia esso a piccolo budget o più ambizioso a grande budget. Quindi accolgo Marco Pollini di Aora, Cristina Magoga di Officine Veneto, le attrici Deborah Scalzo e ricordami il tuo nome? Loretta Micheloni. Loretta Micheloni, purtroppo ormai ho una memoria di... Autrice, non solo non ricordo più niente, ma sono anche audiolese, non sento neanche bene, è una lenta decadenza, neanche tanto lenta. Allora Marco, lascio la parola a te per presentare il progetto, come da scaletta, allora, ci sono anche dei materiali da far vedere, ma gestirete voi la cosa. Sì, se in pallo ditemelo, mi tolgo? Vedete bene lo schermo? Ok. Allora, grazie a tutti, grazie a Jacopo e alla Film Commission e alla Regione Veneto soprattutto. Proprio durante il lockdown, come diceva lui, lanciai questa idea di unirsi assieme, di cercare di smettere, di provare a smettere, di guardare il proprio orticello e unirsi assieme con più produttori per fare qualcosa di importante. E devo dire che è stata accolta da vari produttori, poi ne abbiamo sentiti alcuni e queste sono le prime 4 società che parteciperanno al progetto. Quindi l'idea è proprio, in Veneto siamo alla fine 40-50 produttori circa, possiamo veramente, ognuno con le sue specificità, con le sue capacità, creare un progetto importante e presentarlo alle piattaforme. Questa è l'idea. Chi fa lo sviluppo, chi fa la produzione, chi fa la post-produzione, la regia la può fare a rotazione uno di noi, delle società. Quindi questa è l'idea. Molti hanno accolto questa idea, tra cui Cristina. Grazie. Lascio la parola a lei. Grazie Marco. Allora, noi siamo molto contenti di essere stati coinvolti in questo progetto perché innanzitutto da alcuni anni ci stiamo proprio battendo per essere territoriali, incredibilmente territoriali e voler sviluppare progetti territoriali. Quindi innanzitutto questo per noi era importante. Poi fare rete. Noi siamo nati per fare rete e vogliamo continuare a farlo nei nostri piccoli progetti ma anche in tutto quello che verrà. Quindi è un'altra componente molto importante. Ringraziamo naturalmente, mi accodo ai ringraziamenti a Film Commission del Veneto che finalmente è arrivata, siamo molto contenti di questo e l'aspettavamo con trepida attesa, siamo contenti di avere a che fare con dei professionisti e delle persone assolutamente attente nello sviluppo di una realtà che poi aiuterà tutti noi a poter essere protagonisti non solamente a livello veneto come è stato per molto tempo, ma anche poterci sviluppare per poter accedere a realtà come appunto come questa serie che ci dà la possibilità di almeno presentarci a piattaforme che possano poi accogliere quella che è una progettualità che nasce da questo
territorio che ha una risorsa importante dal punto di vista del marketing territoriale utilizzando il linguaggio cinematografico. Non apriamo argomenti insomma, che abbiamo già citato e visto in tantissime altre occasioni, però poter dire la nostra dal punto di vista produttivo è importante, perché abbiamo moltissime anche maestranze che si esprimono in maniera assolutamente professionale e capace di stare in un territorio internazionale. Quindi poi lo vedremo insomma, quando spiegheremo ciò che insomma, un po' abbiamo approcciato in entrambe le nostre produzioni. Quindi grazie ancora, ovviamente essere qui al Lido e essere alla Mostra del Cinema per presentare questo per noi è importante perché è un kick-off. Abitualmente presentiamo cose che poi l'anno dopo realizziamo, chissà che questo sia un augurio che in poco tempo possiamo, anche grazie a Regione Veneto e a Film Commission del Veneto, tutto quello che ci verrà messo a disposizione. Grazie. Volevo dire che abbiamo coinvolto anche il tuo socio che è Stefano Pesce, abbiamo già un'idea di cast ma siamo ancora in fase di sviluppo, quindi Stefano farà parte sia del team produttivo sia del team spero artistico. Assolutamente. Insomma, un grande attore, io ci tengo molto, mi piace molto. L'idea degli scaligeri, brevemente, poi vedete magari in queste presentazioni una sinossi, è di mischiare più generi, cioè non fare la classica, chiamiamolo documentario o serie tipo i medici, storica, ma unire il fantasy allo storico, all'azione, quindi l'idea di mettere assieme cioè l'idea di partenza è una gang di ragazzi che poi si scoprirà che sono dei collezionisti d'arte che rapinano una villa veneta, all'interno troveranno un libro magico e uno di loro e poi successivamente gli altri si trasformeranno negli scaligeri. E nell'epoca storica degli scaligeri ci saranno ovviamente dei fatti storici importanti che li aiuteranno a capire il futuro in l'epoca storica in cui sono loro, quindi 2 set, 2 epoche storiche. Insomma l'idea pensiamo che sia forte, vincente, originale, la sviluppiamo bene e poi che venga accolta insomma. Certo, questo dà l'opportunità di esprimerci, come dicevo precedentemente, e soprattutto mettere in campo delle forze. Allora, come Officine Veneto, come dicevo, la parte produttiva, quindi anche la volontà di coinvolgere il territorio in tutto questo. Nei progetti che abbiamo affrontato in questi anni siamo riusciti a coinvolgere anche un panel di aziende e questo è un altro aspetto fondamentale, che è quello di riuscire a coinvolgere aziende, quindi imprese del territorio che non siano necessariamente imprese che poi producono film, ma che credono sostanzialmente che l'investimento nella cultura per far parlare del territorio stesso e di poter creare dei temi che poi vengono riportati all'interno delle sceneggiature stesse e quindi esulano dal semplice product placement o sponsorizzazione, diventa fondamentale. Poi magari ne parleremo un attimo, però nel nostro Trevisi, che è un cortometraggio che abbiamo appena finito di girare, si sono integrati perfettamente all'interno della sceneggiatura, senza dare l'idea di creare un Truman Show. Avete presente qui lì? Vuoi una cioccolata? Ecco, queste cose qui un po' anche simpatiche e divertenti a volte, ma che non ci stanno assolutamente con quello che poi è l'andamento artistico della storia. Quindi per noi è importante avere questo tipo di filosofia, perché ciò che pensiamo prima e quindi su Scaligeri e su questa collaborazione ci auguriamo che ci possa essere questo tipo di tema, è molto importante. Accennavi Stefano Pesce, abbiamo un piccolo saluto, non so se vuoi mandarlo adesso. Sì, certo, lo mandiamo adesso. Stefano sta montando appunto, sì. Il video non è riuscito a essere qui, però ci ha mandato un saluto. Esatto, Stefano Pesce che è un attore e anche direttore artistico e fondatore con me di Officine Veneto, è impegnato al montaggio di Trevisi, cortometraggio che lo vede per la prima volta alla regia e che ci sta dando molta soddisfazione proprio perché è una sorta di distillato che è in sé tutti gli elementi che abbiamo coltivato in questi anni. Quindi un messaggio ce lo dà virtualmente perché purtroppo, per fortuna per noi comunque, purtroppo non può essere qui stamattina, ma proprio un'ora fa mi ha fatto questo video per esserci comunque. Buongiorno a tutti, sono Stefano Pesce, in questo momento vorrei essere lì con voi ma non posso perché sono impegnato al montaggio del mio film Trevisi, prodotto da Bartleby Film e Officine Veneto, che è una società che Cristina Magove ed io abbiamo fondato e questo è il primo grosso prodotto di cui ci stiamo occupando. Sono comunque molto felice che Marco Pollini abbia invitato Officine Veneto a collaborare al progetto Gli Scaligeri come autori, produttori e invitando me come parte del cast artistico, per cui
vi auguro buon lavoro e sperando che questa collaborazione porti ottimi risultati. Ciao Cristina, ciao Marco, a presto. Bene. Quindi grazie a Stefano di esserci comunque, come vedete sta montando, si vede proprio che è in montaggio. Ecco. Sì, vogliamo chiudere con invece qualche data sugli scaligeri, più o meno? Allora, gli scaligeri adesso ci hanno chiesto da due società internazionali di avere un trattamento completo, quindi stiamo lavorando a quello e penso nel giro di un mese sarà pronto un trattamento. Poi da quello cerchiamo di fare tutti gli step con la scaletta e il primo episodio, la sceneggiatura, quindi penso che nell'arco di 6 mesi svilupperemo tutta la sceneggiatura, e anche di pari passo il cast artistico e un'idea sul cast tecnico, e poi andiamo a presentarlo un po' dappertutto finché non lo prenderanno. Allora, ci sono delle domande del pubblico? No? Nessuna domanda? Volete aggiungere qualcosa? Ci possiamo accomodare a bere un bicchiere di prosecco offerto da Veneto Film Commission, e vi ringrazio di essere venuti, ringrazio i panelist per questa presentazione che è stata anche più ricca di quello che avevamo preventivato, e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Grazie davvero, grazie.